Suan Selenati e Manuel Vezzi, due amici carnici appassionati di montagna e volo, sono i deltaplanisti autori della traversata Zoncolan-Monte Olimpo. I due sono anche protagonisti dell'incontro organizzato dalla sezione CAI di Cervignano del Friuli il 14 novembre al Teatro Pasolini in Piazza Indipendenza. 1500 km, 43 giorni di volo, sorvolando 9 paesi e la certezza che dopo il decollo del 10 agosto dallo Zoncolan, o in volo o a piedi, la cima dell'Olimpo sarebbe stata raggiunta. Questa, in breve, la più lunga traversata in deltaplano mai compiuta, nata al fine di richiedere al Comitato Olimpico Internazionale il riconoscimento del volo libero come disciplina olimpica. Il contatto con nuove culture, con un territorio martoriato come quello dei Balcani, dove sono ancora visibili i segni della guerra e dove per sbaglio i due piloti sono entrati in una zona minata, hanno trasformato l'impresa sportiva in esperienza di vita e fonte di riflessione per i due ragazzi che con la loro impresa hanno catalizzato l'attenzione della pubblica opinione. Suan Selenati ha iniziato a prendere parte alle competizioni nel 2009 richiamando l'attenzione col suo talento e ottenendo, solo dopo 2 anni, la convocazione in nazionale con la quale sta continuando a salire sul gradino più alto del podio nelle rassegne mondiali ed europee e proprio nel 2012, nel corso del viaggio verso la Turchia, sede di svolgimento degli europei, Suan ha iniziato a fantasticare sull'impresa Zoncolan Monte Olimpo, un'idea vaga che è diventata realtà non appena ne ha parlato con Manuel, che con un semplice "facciamolo" ha trasformato l'idea in un progetto concreto mettendo in moto la macchina organizzativa. Nel corso dell'evento a Cervignano, inserito nell'ambito della Fiera di San Martino, il club Volo Libero Carnia, che conta una ventina di piloti, ha l'occasione di illustrare le attività dell'associazione impegnata a far conoscere questa disciplina, considerata accessibile a chiunque decida di provare l'ebbrezza del volo. Dopo il successo riscontrato nel 2012 con l'organizzazione del campionato italiano di deltaplano, il club Volo Libero Carnia si è candidato a ospitare nei cieli del Friuli i mondiali o gli europei del 2019.